Toc toc. Si sente? Vado. Buon pomeriggio a tutti. Terzo appuntamento della serie IRSE Narratori d'Europa. Oggi andiamo nel nord dell'Europa con un romanzo scritto da una giovanissima autrice danese, Siri Ramba Hjelm Jacobsen, che spero di aver pronunciato correttamente perché col danese ancora non... Si intitola Isola e ci sembrava ideale per percorrere un po' questo filo rosso del diventare adulti in mondi difficili, perché la voce narrante è proprio quella di una giovane ragazza danese, figlia di immigrati. Lei è di terza generazione ormai perché i suoi nonni erano immigrati dalle isole Faro alla Danimarca, e quindi la difficoltà appunto di diventare adulti quando ti sembra che ti manchino delle radici culturali sopra le quali costruire il tuo futuro, proprio perché appunto appartiene ad una famiglia di immigrati. Quindi è anche un argomento estremamente attuale che ci riguarda tutti, che riguarda anche i nostri giovanissimi, e quindi perfetto. Mi dimentico sempre di ringraziare anche le persone che sono collegate da casa in diretta streaming. Tutti e quattro gli incontri sono anche in diretta streaming, e vi ricordo anche che poi rimarranno registrati e disponibili sia sul sito dell'IRSE che sul canale YouTube, quindi si possono riguardare in qualunque momento. Chi non ha potuto partecipare in presenza potrà riguardarli in qualunque momento quando lo desidera. Lascio la parola a Stefania e buon ascolto. Ah no, non ti serve. Grazie. Vai. Il vento tintinnava come vetro tra le fessure degli scogli, nelle pozze d'acqua. La scogliera è scura, spoglia, irregolare. Nella pietra ci sono nodi e venature, avvallamenti lisci di muschio. Le pozze risplendono, nascondono alghe, mozziconi di sigarette, una banana marcia. Giocavo qui da bambina. Con i cugini e le cugine ci chiamavamo tra le crepe della roccia in non so che lingua, l'esperanto dei bambini. Nell'ora sgualcita che precede il mattino, è corsa giù al bagnasciuga e ora se ne sta tra i fiori di patate a guardare le beccacce di mare che si specchiano nell'acqua bassa. La luce sorge squillante dal mare. Non l'ha mai vista tanto delicata, come pizzi intorno a un collo di porcellana color lavanda. Le pecore dormono. Dietro di lei dorme il villaggio. Dal mare sorge Mykines nella corrente. Viene insieme alla luce, silente e maestosa, una sposa ciclopica che agita intorno a sé i bianchi veli della risacca.
Stasera viaggiamo nelle isole Faroe, che sono le isole delle pecore, così si chiamano. Qualcuno dice che in realtà si chiamino Faroe da Fairy Islands, le isole delle fiabe. Sono delle isole che si trovano fra il Mar di Norvegia e l'Atlantico, fra la Scozia e l'Islanda, e si racconta che un gigante le abbia seminate perché fece un salto dalla Scozia all'Islanda, gli caddero dei sassolini che aveva in tasca e questi 18 sassolini sono le 18 isole che formano l'arcipelago delle Faroe. Le Faroe sono un arcipelago che fa parte del Regno di Danimarca, ma hanno uno status di parziale indipendenza perché il Regno di Danimarca, il Parlamento, fa parte, è composto da Danimarca, Groenlandia e queste Faroe. E dovete sapere che quando nel 1940 i tedeschi hanno cercato di occupare la Danimarca, immediatamente le cacciatorpediniere britanniche si sono insediate sulle Faroe e hanno proposto di proteggere le Faroe per farne gli insediamenti per poter spiare il nemico. E i britannici sono rimasti lì fino al 1945. Poi nel 1946 è stato indetto un referendum, il risultato è stato quasi unanime, per cui dal 48 queste isole hanno una parziale autonomia, praticamente possono decidere sulla politica interna, hanno proprio passaporto, propri francobolli, proprie targhe automobilistiche, però l'esercito e la politica estera sono di competenza danese. Quindi sono isole che sono molto fiere della propria identità e questo linguaggio, il faroese, è quello che le caratterizza, di cui vanno fiere, quindi c'è una sorta di bilinguismo, c'è il danese ma c'è anche il faroese. E l'autrice che Siri Jacobsen è nata a Copenaghen, lei è danese. La scrittrice è del 1980, sua mamma è danese, ma Abbi e Omma, Abbi vuol dire nonno, Omma vuol dire nonna, sono delle isole Faroe. Quindi ha deciso di scrivere questo libro che non è precisamente, lo ha chiarito in tutte le interviste, una autobiografia, ma vuole essere un po' un omaggio ai luoghi. Se avete sentito, la sua è una prosa particolarissima, molto efficace nella ritrattistica del paesaggio, perché usa una figura retorica che è molto suggestiva, la sinestesia, praticamente intreccia, il vento tintinnava, per esempio il vento, il tatto, tintinnava l'udito, oppure la luce sorge squillante, la luce, la vista, squillante l'udito, ha questa capacità di intrecciare i sensi e quando avrete la pazienza di leggere questo romanzo, davvero suggestivo, vi troverete immersi in una natura che è veramente percepibile con l'olfatto, lavora molto sugli odori e poi sul paesaggio. Forse sono addirittura più efficaci i paesaggi che i personaggi. Inoltre vi troverete un po' spiazzati perché andrete ondivaghi, andrete su e giù tra il passato e il presente. Ora vi ritroverete immersi nel passato con Abbi e Omma, con nonno e nonna, i cui nomi sono nella finzione, perché non sono i veri nonni dell'autrice, Fritz e Marita, e questi cercheranno di spostarsi dalle Faroe negli anni 30 verso il continente. Viceversa, più tardi la nipote cercherà di, come ci ha spiegato Eleonora, trovare le proprie radici, le ragioni sepolte
del proprio DNA nella terra da cui sono partiti i nonni. Quindi si viaggia in continuazione in questo libro da un capitolo all'altro tra il passato dei nonni e il presente della nipote. Quindi è un po' spiazzante quando si comincia, poi quando ci si immerge nella lettura diventa affascinante. Conosciamo allora Fritz, che sarebbe Abby, il nonno. Perché parte? Leggiamolo nelle fotocopie. Fritz, il signorino, Fritz, il dandy, Fritz, la paperella da bagno, odia la vista dell'isola, quel brutale ammasso di roccia, là nascosti dalla muraglia sterile della costa meridionale, vivono meteorologi e minatori di diamanti, uomini che come loro fumano e ingurgitano caffè, uomini che dormono in baracche basse e pisciano sottovento. Quel pensiero non lo consola, è tutto così aperto e desolato, grigio e marrone, chiazzato di ghiaccio. Quando Fritz manda i pensieri verso terra, gli risponde un vuoto assordante. Qualcosa si torce in lui. Su quell'isola c'è il comando della solitudine. Fritz lo sa, da quando ha visto l'orso grande e bianco su un gelido tratto di spiaggia. La testa oscillava lenta, poi un guizzo ha attraversato la pelliccia, la muscolatura possente, l'orso si è rizzato in piedi. Fritz ha visto il ruggito, l'odio, una tenebra rabbiosa. Prova a scacciarlo dalla mente, gli sembra di vivere in uno di quei sogni in cui uno crede di essere sveglio finché non gli viene il sospetto di essere morto. No, allora è meglio odiare l'acqua floscia e l'operosità canina degli uomini. Fritz odia i loro ceffi barbuti, il puzzo acre di lana e sudore stantio, il sentore di zolfo nella caligine. Odia dormire sotto coperta dove l'aria è pesante e bagnata di merluzzi morti, dover schiacciare la testa sulla branda e dormire così, immersi negli odori reciproci. Le ore passano, più di tutto odia la pesca. Fritz cresce con altri 4 fratelli maschi, una sorella femmina. L'estate vanno nel Mar Artico e vanno a pescare merluzzi. E questo è il destino della famiglia. E lui non ne può più di questo destino fatto di puzzo, di lana e sudore stantio, di acqua floscia, di pesce. Lui vuole diventare un ingegnere elettronico, e quindi vuole andare a lavorare in una centrale. Ma ci vogliono i soldi e chiede aiuto alla sorella maggiore, la secondogenita, che ha un marito direttore di banca, ha un hotel, un albergo nella capitale dell'arcipelago, e quindi pensa di attingere aiuto a lei, ma la sorella sovvenziona un altro fratello che ha il sogno di diventare un scusate, militare di marina, e questo giovane Fritz rimane con la sua Itaca, il suo porto obiettivo e le ali tarpate, finché uno zio non gli dice: va bene, ti offro io ospitalità in Danimarca, ma non puoi fare quello che sogni, devi diventare al massimo un maestro. E lui parte. Quindi Fritz parte nel circa 38 e lascia sull'isola più a sud delle Faroe, Suduroi, una fidanzata che si chiama Marita. E Marita è una ragazza che ha come sogno e obiettivo raggiungere il suo Fritz. Non tanto perché ami Fritz, ma perché vuole andarsene da queste isole. Marita
si cuce i vestiti da sé, prende i modelli e immagina maniche, corpetti, ampiezza della gonna che misura occhio. Da tempo si veste come una destinata a qualcosa di più, qualcosa di meglio dello stabilimento al porto, una vita in mezzo al pesce, il tanfo di calzerotti sudati nella sala da ballo. In paese alcuni pensano che Marita si dia troppe arie, pensano anche, sempre quelli, che non ne abbia motivo. Lei lo sa. È perfino arrivata a volere loro un po' di bene, come se ne vuole a chi si sta per lasciare. Il vento le accarezza incerto il viso, la pelle umida. Il primo passo è una scossa alla pianta del piede che si propaga alla gamba fino al bacino. I muscoli si contraggono, si stringono intorno alle mucose, ai tessuti rotti. Deve andare. Va. All'altezza delle prime case il terreno degrada più dolcemente. In certi punti l'erba è ancora alta, in altri è già stata ammucchiata con i rastrelli. Il profumo è fresco, aderisce agli steli reclinati e poi guizza in alto e punge sulla lingua. Un profumo verde, di pelle nuda, rotolarsi, Marita lo attraversa. Sente l'addome duro e pesante come una sfera di ferro, una sfera di chiodi acuminati. Perché queste sensazioni? La sfera di chiodi acuminati? Perché Marita, durante l'assenza di Fritz, che è partito per la Danimarca, una sera un po' alticcia si è lasciata andare col fratello maggiore di Fritz ed è rimasta incinta. Ragnar il Rosso. Il fratello maggiore di Fritz è un uomo tarchiato, è un uomo con la barba nera, è un uomo comunista, è uno che pensa a pescare, che non va in chiesa, è uno concreto e legge libri. Lei l'avete vista, si cuce i vestiti e sogna. È innamorata di questo Ragnar, molto più di Fritz. E adesso è anche incinta, ma bisogna scegliere l'amore e quindi anche il bambino che potrebbe nascere o Copenaghen, l'altrove, il sogno. Non Fritz, l'altrove, qualcosa di meglio. E sceglie l'altrove, ma bisogna eliminare il feto. E questa è una donna durissima. Prende un pezzo di pigna, se lo mette in bocca, afferra del fil di ferro e se lo infila nell'utero. Riesce a determinare l'infezione che porterà all'espulsione del feto durante la traversata. Pensate cosa si può fare per inseguire un sogno. Fritz e Marita sono due personaggi fortissimi. Fritz è la nostalgia e Marita è l'attesa. Fritz è partito nel 38, Marita parte nel 39. Intanto, in sottofondo, la Spagna, intanto nel sud Europa, diventa franchista. E intanto, mentre è imbarcata Marita per raggiungere Fritz, c'è il patto Molotov-Ribbentrop, il patto tra Hitler e Stalin, per cui la Germania ottiene libero gioco nella Polonia occidentale e invece l'URSS cerca spazio sui paesi baltici, la Polonia orientale e la Bessarabia. Il continente sta cambiando, ma è un po' il sottofondo della storia. Qui si parla di partenze e poi ritorni. Fritz è partito e dopo un anno lo raggiunge nel 1939 a Copenaghen la nostra Marita. E cosa provano l'uno e l'altra? Adesso siamo a Copenaghen, nel porto, e c'è il nostro Fritz
che dopo un anno che non vede Marita, l'aspetta, è andato a prendere i fiori, si è messo il cappotto buono. Perché l'aspetta? Perché Marita rappresenta casa sua. Marita è l'odore di muschio. Marita è tutto ciò che ha lasciato un anno fa. Che cosa penserà la sua Marita di tutto ciò? I grandi spazi lastricati del porto, i viali con il rossore accennato degli alberi, fuoco prima del fuoco e quei piccioni ingrassati col grano che nessuno si sognerebbe mai di mettere sotto i denti. Cosa vedrà il suo esile uccellino quando le andrà incontro sollevando leggermente il cappello? Un uomo, questo è sicuro, un personaggio non del tutto irrilevante in un bel cappotto. D'altronde è vero che il cappello sta in equilibrio in cima a un paio di orecchie a sventola e che Fritz è segretamente grato all'imbottitura che rimpolpa le spalle del cappotto, non che sia gracile, ma un anno di lontananza è lungo. C'è tutto il tempo per idealizzare una persona. Beh, almeno è sbarbato e profumato. Tra le mani ha un bouquet di fiori autunnali avvolti in carta gialla, grandi dalie luminose che ha pagato una fortuna. Lo tiene dritto davanti a sé. L'umidità nel negozietto del fioraio era una bocca fresca, muschiosa e succulenta. Si era lasciato baciare, mentre un uomo dal muso di topo, in mezze maniche, una specie di burocrate nel posto sbagliato, componeva il mazzo sgargiante, scegliendo i fiori con cura uno a uno. A breve sentirà la vita nei polmoni di lei, sotto la stoffa del vestito, quel po' di aria di montagna che ha tenuto da parte per lui, nelle ramificazioni sottili del tessuto polmonare. Ah, i capelli profumeranno di muschio e pietre lisciate dal vento, di quell'aria che gli manca tanto, fresca e limpida come una doccia. Quando parti hai nostalgia, nostos, il ritorno, algia, il dolore. Vorresti tornare. E lui sta aspettando, sì, Marita, ma sta aspettando l'incarnazione di casa sua, l'odore di muschio e di pietra. Perché quando parti ti volgi indietro a quello che hai lasciato. Ma Marita sta arrivando. Marita invece è quella che si proietta in avanti. È come nella vita il giovane. Avete presente la donzelletta vien dalla campagna in sul calar del sole e prepara un mazzolino di rose e viole perché aspetta con trepidazione la domenica? La donzelletta, Marita, è il giovane che si proietta nell'aspettativa, nella speranza, nel futuro, domani andrò e nell'altrove. Fritz è, per dirla sempre con Leopardi, la vecchierella che invece ha già fatto il suo viaggio e quindi si volge indietro al passato. Fritz è la nostalgia, perché noi siamo così, siamo Marita e siamo Fritz. Siamo al momento dell'attesa per un certo arco di tempo della nostra vita, il viaggio di andata verso l'altrove, che è sempre nella nostra testa più bello che qui, che siano le Faroe e Copenaghen o che sia altro. E poi quando si raggiunge un altrove ci si guarda indietro perché magari ci si pente di aver lasciato la propria radice. Ma Marita appunto è sull'imbarcazione che la sta portando verso Copenaghen. Dal ponte, molto più in alto della banchina, la sua vista spazia su quasi tutta la città, che si allarga in ogni direzione, come una tovaglia bianca e luminosa coperta di dolci enormi.
la glassa cola sui tetti, quello che adesso non ha un nome, ma si allunga con lei nella punta delle dita, che tende verso il parapetto come se volesse strapparlo e scendere direttamente nell'aria, sul fronte del porto e tra i magazzini, nel mondo. Ecco, l'assunto di questo libro, scoprirete leggendo, è che tutti noi siamo migranti, perché tutti noi viaggiamo come Marita nell'attesa dell'altrove e poi raggiungiamo un certo altrove che ci spinge invece a guardare con nostalgia quello che è stato il punto di partenza. C'è un passaggio in cui il papà della narratrice, potremmo dire Siri Jacobsen, ma è una nipote, diciamo, di Fritz, il papà che lei chiama Tarantola perché le ricorda molto un ragno, dice, a proposito di questo Fritz, il nonno, Abbi, dice: forse per Abbi la centrale elettrica, che doveva essere il suo sogno, voleva diventare ingegnere, abbiamo detto, era Itaca, quel pezzo di terra che arretra di continuo, una casa in cui aveva riposto i suoi sogni per il futuro. Ecco, c'è un primo indizio di una cosa che accompagna tutto il libro. Ci sono continui riferimenti odissiaci, Itaca, e ci spiega qual è la chiave di lettura. Itaca è il pezzo di terra che arretra di continuo, è il sogno che inseguiamo e che vogliamo ottenere a tutti i costi, è la meta. Nel suo caso vuol diventare ingegnere. Pavimenti caldi, acqua nei rubinetti, luce tutto intorno, un tempio. Poi però, quando questo obiettivo non viene più raggiunto, diventa un tempio per la sua nostalgia. La tarantola, il papà della narratrice, ci rimuginò un po' su. Quello che è certo è che viveva nel futuro finché non ha cominciato a vivere nel passato. In questo senso era un vero migrante. Il migrante qui non viene interpretato come letteralmente colui che, o forse anche letteralmente, per carità, colui che si sposta dalle Faroe alla Danimarca o viceversa, ma siamo tutti noi nel momento in cui abbiamo una Itaca, un obiettivo, ci tendiamo verso quello come Marita verso Copenaghen e poi, arrivati a un certo giro di boa, ci guardiamo indietro con gli occhi di Fritz verso il passato. Siamo in perenne movimento. La nostra narratrice, nel momento in cui muore la nonna, Omma, che ormai è a Copenaghen, è diventata un'infermiera, ha avuto nel 1945 una figlia, appunto poi una nipote, e muore in una casa di cura. Quando viene a sapere che la nonna è morta, comincia ad aver bisogno di ritrovare tutti i luoghi di Abbi, nonno, e Omma, nonna, e di percorrere le varie tappe dell'arcipelago, di tornare. Loro avevano fatto il viaggio dalle Faroe alla Danimarca, lei fa il viaggio inverso e cerca tutto ciò che le permette di capire chi è. Per esempio, che cosa mangiano i faroesi? Questa carne di pecora messa al vento, seccata al vento, ci sono nelle case dei seccatoi, che poi viene lasciata fermentare, quindi è una carne che emana un odore putrido di carogna, leggo testualmente, di formaggio vecchio e suppurante. Vi ho detto che è un'autrice che lavora molto sugli odori.
e lo zio le presenta un pezzetto di questa carne, glielo fa assaggiare con la punta del coltello, lei lo mette in bocca, lo sta per vomitare perché il bordo di grasso sembrava schiuma. Mi sarebbe piaciuto tanto riuscire a mandarla laggiù e non ci riesce. E addirittura nota che gli zii, i parenti delle Faroe, tra loro parlano faroese e con lei parlano in danese. E quindi osserva, è terribile il momento in cui diventi un ospite della tua stessa famiglia, un ospite del tuo sangue. No? Si sente estranea. Un'altra cosa caratteristica in questo libro, la nonna, Marita, una volta arrivata in Danimarca, lei sa sferruzzare a maglia e lavora secondo il tipo di lavoro a maglia delle Faroe, ma alla figlia, e quindi alla nipote poi, non insegna a calare la maglia come nelle Faroe, ma a lavorare alla danese, cioè in un'altra modalità. E quindi rifiuta le sue radici. E questa nipote vorrebbe tanto invece recuperare il lavoro a maglia che è stato di quelle radici. Ci sono delle differenze che Marita ha rimosso, ha proprio volutamente dimenticato e che la nipote vorrebbe recuperare. Ma che cos'è? Si chiede la povera nipote così alla ricerca di se stessa, dell'identità. Che cos'è la casa? E si risponde: mia madre è nata a Vordingborg, cioè in Danimarca, io nel più grande ospedale di Copenaghen. Si fanno tanti discorsi su che cosa sia casa, uno stato d'animo, le persone che si incontrano, roba del genere. Per me erano solenni stronzate, roba da cosmopoliti con lo zaino in spalla, che parlano con la bocca piena di terra, piena di carne, che vanno in giro a masticare il mondo. Casa è un toponimo, pensavo, un nome geografico, ma quella volta, con Abby, un agosto umido e verde, verde muschio, verde nebbia, verde bottiglia. Il mio giaccone era pesante e verde militare, un modello da uomo con uno strappo vicino alla lampo. Sotto portavo un maglione, mi arrotolavo lo scialle nuovo intorno al collo come una sciarpa. La bella lana marrone lavorata a mano faceva i pallini e le maglie erano tutte deformate. Abby mi guardava sospirando. Le mie calosce consumate, le sigarette. Avevo appena scoperto il riscaldamento globale, il consumismo, le macellazioni di massa. Rifiutavo la zuppa di carne con panna e pomodori pelati, che peraltro era all'ultimo grido. Mi accontentavo stoicamente del pane nero, delle birre, dell'acquavite. Volevo stare sul sicuro ed ero sempre affamata. Era pomeriggio, io e Abby, qui. Giocavamo a Cattura all'orizzonte, un gioco che facevamo insieme da quando ero bambina e in cui ormai entravamo senza bisogno di dircelo, in perfetta sincronia. Cosa scopre, cioè, questa narratrice, potremmo dire l'autrice Siri? Scopre che casa non è un luogo geografico, casa è stare con le persone, avere delle relazioni con le persone. Nel suo caso, Abby, nonno. Entrare in sincronia, gli stessi tempi, gli stessi giochi, gli stessi odori. E il nonno le fa anche capire perché si sente così inquieta, mobile, senza un'identità. Le spiega che ci sono delle isole. Una è proprio nell'arcipelago di cui stiamo parlando, nelle Faroe. La più antica è Eolia, l'isola del re dei venti. E queste isole sono fluttuanti, galleggianti. Un esempio famoso di queste isole sono le isole del lago Titicaca,
che sono delle isole fatte di un materiale, si chiama totora, che è fatto di canne, e queste sono isole che non sono mai ferme, sono fluttuanti all'interno di un lago, ma mai ferme. Ci vivono su questi agglomerati delle famiglie, 3, 10 famiglie, e ogni tanto mettono l'ancora. Questa, dice il nonno, è l'isola di Eolia, l'isola degli Uros, di questa popolazione che è vicino al Perù. Ci sono tante di queste isole, anzi insegna alla nipotina a fare il gioco del colleziona le isole fluttuanti. Perché le insegna questo gioco? Perché le isole fluttuanti siamo noi. Noi siamo in continuo movimento, e nel libro si spiega pure, ed è affascinante come spiegazione, scusate, che la zona intorno al capezzolo, dove noi prendiamo il latte, quindi il nostro bisogno vitale è il capezzolo, però la zona intorno si chiama areola, e quella zona prende il nome dallo spazio aperto, come a dire, intercetta due punti fondamentali per l'essere umano: il bisogno della radice, il capezzolo, ma anche il bisogno dello spazio aperto. Noi siamo isole galleggianti, in movimento, inquiete, abbiamo obiettivi, siamo come Marita, attese, e poi abbiamo bisogno anche di solidità, di stare fermi, di avere dei punti di riferimento. Infatti c'è un altro episodio che voglio leggervi, che è quello che riguarda Ragnar il rosso, quello che ha messo incinta Marita. Bene, Ragnar dopo si sposa e vuole costruire un bel giardinetto per la sua novella sposa, ma in quel giardinetto c'è un masso che è un masso della Uldra. Queste faroe sono piene di leggende e di personaggi mitologici. L'Uldra è un essere mitologico che ha la coda e sulla schiena, diciamo, la corteccia degli alberi. È una divinità ctonia, è la terra. E lui vuol costruire questo giardinetto per la novella sposa, ma ci trova un masso di questa divinità. E questo masso non riesce a farlo schiodare da lì. Le isole di cui aveva nostalgia non avevano una posizione geografica, io lo sapevo, e di sicuro lo sapeva anche Omma, che quella di Abbi era una patria fluttuante. Era reale quanto la Uldra sotto il masso del giardino di Ragnar e Beate, altrettanto irreale. Ti potevi dire che era solo una pietra, che tutto quel brusio esisteva solo nel tuo cervello. Questo non rendeva meno intensa la sensazione sotto la mano, né il masso meno fatato. Il masso sarebbe saltato in aria. Era il regalo di Ragnar alla sua sposa. Lei desiderava un posto in cui seminare ortaggi, un'aiuola di erbe aromatiche, e l'esiguo terreno dietro casa era quasi tutto occupato da quel masso, un solido pezzo di roccia che spuntava dalla terra, simile a un molare storto e ricoperto di muschio. Di quel masso si sapeva che era già lì quando i primi coloni si erano stabiliti nelle grotte dell'isola e si erano estinti, e che c'era ancora quando le case di Vagur avevano cominciato ad arrampicarsi dalla riva del fiordo sul fianco della montagna. Sotto di esso viveva la Ultra, con un certo tipo di tempo, leggermente nebbioso, ma con un po' di sole intorno al masso si poteva scorgere un alone di luce verdastra. Allora bisognava stare in guardia, perché era il segnale non disturbare della Ultra. Per lo stesso motivo il terreno intorno al masso era sempre rimasto incolto, come un parco protetto, e l'erba vi cresceva alta, un vuoto in mezzo al paese, attraversato dal vento, finché non era arrivato Ragnar, armato di cemento, lamiera ondulata e materialismo razionale. Ora la casa era incastrata lì dov'era,
ma il masso risultò irremovibile. Ragnar scavò, ma le radici del molare erano troppo profonde. Arni lo Svelto, il più giovane dei fratelli, che era in buoni rapporti con tutti e quindi anche con le forze d'occupazione, riuscì a farsi prestare un automezzo. Legarono una fune al muschio viscido, cercarono di estrarre la roccia dalla terra. Invano. Ragnar bestemmiò. Ecco, noi siamo isole fluttuanti, ma abbiamo anche le radici del molare, il masso, certi, come dire, chiodi che sono poi quelli che ci fanno venire nostalgia, il bisogno di stare fermi. Siamo inquieti e abbiamo anche bisogno delle radici. Ma siccome vi ho detto, questo è un romanzo pieno di riferimenti all'Odissea, come non constatare, e lo fa l'autrice, che anche Ulisse viaggia, ma quando poi si deve far riconoscere da Penelope, come fa? Le spiega che il loro letto, il talamo, è fondato sulle radici di un olivo. Viaggio e radici. Le isole fluttuanti del lago Titicaca e l'ancora. Noi siamo Marita e Fritz, l'attesa e la nostalgia. Noi siamo migranti, perché le generazioni sono così. Ma la cosa bella di questo libro è nell'incontro di queste generazioni, perché, e qui devo fare spoiler, Fritz, come già la nonna Omma, morirà, Abby morirà, ma chi lo accompagna a chiudere gli occhi? È la nipote. Come Abby ha accompagnato la nipote nel crescere, nello spiegarle che non deve preoccuparsi di questa inquietudine che nasce proprio dal nostro essere fluttuanti, in movimento. Così la nipote, raccontandogli la storia che lei ha sempre sentito dal nonno di Ulisse, e delle sirene, e dei feaci, e dei ciclopi, di Polifemo, lo accompagna nel viaggio e nell'Itaca più importante, è quella della morte. E quindi la migrazione, che è anche un passaggio ideale di generazioni, e la casa consiste pure in questo abbraccio tra nonni e nipoti, tra generazioni differenti. D'altra parte, in un passaggio ulteriormente bello, col quale vorrei anche chiudere, dice l'autrice: la migrazione si compie in 3 generazioni. La prima avverte il bisogno e porta in sé la volontà, l'ostinazione, una pietra pesante che si sposta con le proprie forze. L'incomprensibile in questo: si sbarca da qualche parte, si prende una nave da una colonia, si arrotola la rete di radici intorno alle caviglie, si comincia a sgobbare a testa bassa, si vive in baracche da sfollati, nei campi, sotto i ponti, oppure si ha la fortuna di avere uno zio. Se i soldi bastano, si torna a casa con gli unici vestiti ancora buoni, i bambini in camicia bianca, pettinati con l'acqua, si comprano grosse macchine che non si sa dove parcheggiare. La prima generazione parte per bisogno, fa con fatica i soldi, se torna vuole esibire il frutto della fatica, ha lavorato, ha sgobbato a testa bassa. La generazione successiva forse sta a gambe divaricate sulla distanza, finché qualcosa si incrina, allora si sente doppiamente sbagliata, senza nessuna lingua, doppiamente sola, non sei né l'una né l'altra cosa. Oppure corre veloce il doppio, espande l'attività, versa l'anticipo per il garage, si laurea in medicina. Anche se sfondano lo strato di roccia, questi figli
del viaggio, se smettono di studiare, se scelgono con il cuore, come ha fatto la mamma, come ha fatto la tarantola, venendo da strade diverse, il desiderio del lavoro è sempre lì, l'impulso brutale della pietra, la spinta deformata, ripiegata su se stessa, a diventare qualcosa, a guadagnarsi l'inclusione. La seconda generazione vuole l'integrazione, vuole essere accettata, studia. Questa generazione sta ancora pagando il viaggio. E poi arriva la terza. La terza generazione, dice più in là, è una coperta troppo corta. È la generazione povero me, sono solo, la generazione né. La terza è una generazione invisibile, teorica, la cui pelle si confonde con la tappezzeria, sembra appartenere al nuovo paese dove è arrivata e che lo sappia o no si porta dentro il viaggio come una perdita. Di questa autrice è appena uscito, e ve lo segnalo, anche un altro libro, si chiama Le lettere tra due mari, e lei immagina che a scriversi le lettere siano, devo precisare, nella lingua danese oceano, che per noi è maschile, è femminile. Quindi lei immagina che si scrivano il Mar Mediterraneo, però vi ripeto, per loro è femminile, diciamo mediterranea e atlantica. E sono figure femminili che sono anche di generazioni diverse, perché atlantica è vecchia e mediterranea è più giovane. E sono sorelle che all'inizio, racconta in questa sorta di fiaba, erano tutte unite. Poi sono emersi i mari, l'uomo ha cominciato a contaminare con la terra le acque e ora le acque si stanno mettendo d'accordo per riemergere e per schiacciare tutta la terra che li ha, come dire, soppresse, no? Allora questo dialogo tra Atlantica e Mediterranea, che è anche un dialogo generazionale, vi ripeto, tra un'acqua più antica e un'acqua più giovane, è un dialogo anche molto impegnato dal punto di vista ecologico. Molto interessante, considerando per esempio che non più tardi di qualche giorno fa in Ohio c'è stata una tragedia terribile, un treno che portava del cloruro di vinile si è rovesciato, contaminato l'ambiente, morti i pesci, in pericolo di vita le persone, e la cronaca non lo dice. E quindi questi autori della Danimarca, perché vi ho detto Siri Jacobsen è danese, anche se appunto le sue radici sono le Faroe, sono molto attenti all'ambiente e questa è la sua ultima produzione. Vi consiglio tantissimo Isola, che dal punto di vista paesaggistico, degli odori, delle luci, dei suoni, dei sapori, vi accompagnerà davvero come una bellissima fiaba. Grazie. Grazie Stefania. Adesso è il momento, come ormai sapete, delle interviste doppie. E ormai è la terza che facciamo. Il nostro intervistatore è sempre Piero Dal Poz. Prego, prego, scendi pure. E oggi abbiamo come esponente della generazione Z Leonardo, che ringrazio per aver accettato la nostra proposta di farsi intervistare. Leonardo, se vuoi ti puoi accomodare su questa sedia qui, io adesso sposto questo così ti vedono. Di Leonardo so solo che è uno studente di chimica dell'Università di Trieste e non so molte altre cose. Quanti anni hai Leonardo? 22, ok. 2000. Vivo a Valbasone.
a Valvasone e Arzene, in provincia di Pordenone, quindi. Ok. E niente, per curiosità del pubblico ho fatto le superiori con Piero Dal Oggi l'ho Pozzo. incastrato. L'ha incastrato lui. Sì, esatto. Invece, generazione boomers, io so che ci sono due gentili signore volontarie che sono la signora Ada e la signora Rosetta. No, la prossima volta. Allora la signora Rosetta. Le va di venire ad accomodarsi vicino a Piero in una di quelle Prego. poltroncine lì? Sì, dai, così almeno siete tutti e due lì via vicini e vi può fare meglio le domande. Grazie. Piero, tu sei pronto? Vuoi aggiungere qualcosa sulle domande No, che dai, stai che se no per fare? li annoio troppo. Piuttosto iniziamo un Domande po' a sorpresa. Sì, esatto, iniziamo a tirare fuori delle risposte. Anche perché ormai sapete chi sono, sapete cosa faccio. Andiamo subito al sodo. Sodo, va bene. Allora io mi metto qua così poi do il microfono. Grazie signora Rosetta, le lascio anche lo scettro del potere. Ah, su questa, così vicino al... Esatto. Grazie a tutti e due per aver accettato. Grazie a voi. Allora, io inizio, sapete che io mi diverto quando devo scegliere la prima domanda. Facciamo una cosa giusto per metterci in tema, diciamo. Ci dite se ci sono state migrazioni nella vostra vita, in quella delle vostre famiglie, dei vostri amici, qualcosa che vi ricordate particolarmente? Chi vuole partire per primo? Qualche migrazione sono stata Lì. sono stata migrazione sono stata in Italia, nel sud dell'Italia e anche in America. Per quale motivo? Gite. Ok. Gite così come gruppo come anche Circolo Creativo Ospedaliero, sono sempre uscita con loro e abbiamo girato un bel po' di posti, Sicilia, Sardegna, sud dell'Italia e varie cose. E poi in Centro America e poi in montagna, molta montagna perché mi piace sciare e quindi Va bene. ho girato un po'. Allora, direi che diciamo una caratteristica della mia identità è il fatto che mio padre non è della zona, cioè del Trentino, di Canazei, provincia di Trento, mentre mia madre è cresciuta tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, quindi mi sono sentito un po', soprattutto nella mia zona, dove anche il friulano è molto diffuso, un po' un pesce fuor d'acqua e ho ritrovato, diciamo, più un'identità anche come, cioè, appartenente alla regione Friuli Venezia Giulia, non al Friuli in sé. Quindi, diciamo, lo spostamento di mio padre dalla sua regione di nascita, penso sia la migrazione che mi ha segnato di più, e poi comunque anche i viaggi che faccio volentieri, insomma, per l'Europa mi danno un senso di appartenenza più anche europeo rispetto a semplicemente italiano o comunque friulano. Ecco. Ottimo, perché mi hai già dato l'opportunità di fare un'altra domanda. Vi riporto una cosa che mi ha particolarmente impressionato l'altro giorno, ovvero ho letto la notizia che il governo tedesco ha annunciato una riforma in cui sostanzialmente proponeva due punti. Uno, un nuovo tipo di permesso di soggiorno in cui non serviva, per cui si può lavorare in Germania senza parlare il tedesco e, anzi, istituire l'inglese come seconda lingua della pubblica amministrazione. Al contrario, noi viviamo in una regione che da diversi anni sta investendo moltissimo per conservare uno dei suoi dialetti, che per varie ragioni si sta estinguendo. Ecco. Cioè, io all'elementare avevo il diario in friulano, molto gentilmente offerto dalla regione. Ora io vi chiedo, in quale di queste, cioè queste sono due spinte totalmente opposte, oggettivamente. Da una parte un paese che dice abbiamo talmente tante persone che parlano non la nostra lingua madre, che abbiamo bisogno di istituire
l'inglese come seconda lingua ufficiale e dall'altra parte noi che rimaniamo molto ancorati al nostro passato, diciamo. In quale delle due spinte vi ritrovate di più? Io il friulano, che sono di Pordenone, non lo so. E siamo in 3 allora. Sì, capisco qualche parola, ma non capisco molto. E capisco un po' di più l'inglese. Ma siccome ormai sono anziana, l'inglese comincio anche a dimenticare e a volte affisso 2 parole francesi, inglesi. Così, ecco. Ho questo problema perché ultimamente non lo sto più usando, da parecchio che non lo uso più e comincio a dimenticare, quindi sarà il caso che ricomincio a rivedere qualche libro. Allora, diciamo che penso che ci debba essere un giusto equilibrio tra l'introdurre una nuova lingua, farla diventare una sorta di lingua ufficiale anche, che non appartiene propriamente allo Stato. Però dall'altra parte, soprattutto penso alla nostra regione, cioè il friulano è quello che ci garantisce comunque dei diritti che è un'autonomia poi che altre regioni non hanno, quindi è anche giusto preservare la lingua friulana di per sé nella regione, venendo incontro poi anche alle persone che comunque non la parlano. Ovviamente alla fine è quello che noi facciamo, cioè si parla tranquillamente italiano, non è che uno, appunto, come noi 3, nessuno dei 3 parla friulano, però eppure siamo qua a parlare a tutti. Quindi Assolutamente. penso ci deve essere un equilibrio, ecco. Certo. Allora, andiamo avanti. Se doveste definire l'estero per voi, cosa sarebbe? Vai. Penso in generale lo definirei come l'Europa, cioè soprattutto mi verrebbe come primo pensiero altri stati europei. Ecco, non penserei molto più in là dell'Europa, ecco. Mhm. Sì, è vero, estero. Estero è già andando in Jugoslavia, che non la chiamano più così adesso, ha diversi nomi ora. Sì. Ecco, quindi mi sento proprio in estero lì ultimamente. Ok. Ok. Vivo in un posto che non mi appartiene, vero o falso? Perché eventualmente? No, Prego, rispondi. no, non sento questo argomento. Falso, quindi. Sì, per me sì. Ci si ritrova nel posto in cui vive, Sì, mi sente ritrovo. di appartenerci. Sì, mi sento a casa proprio, sì. Mhm. Non so, la mia risposta è un po' più a metà strada sempre, nel senso parzialmente vero, parzialmente falso, non so quale sarebbe più appropriata. E perché appunto, come ho anche detto prima, col fatto che mio padre non è di questa regione, non mi sento propriamente friulano, quindi non mi sento propriamente di questa zona, anche se dall'altra parte vedo nel mio carattere un po' schivo, un po' introverso e cose così, alcune dei caratteri comunque friulani, anche del lavoro duro e questa concezione. E dall'altra parte però, appunto, diciamo, non so, è un dubbio che mi sono posto un po' di volte, diciamo che in primis mi sentirei italiano, poi metterei il fatto di essere friulano e tutto. Però sì, dipende poi cosa intendevi nella tua domanda, No, a che grado. anche questo, Ok, effettivamente. ok. Allora vado in altre direzioni. Avete mai sognato di vivere in altri posti, in altri paesi? Se sì, quali e perché? Vogliamo sapere. Precisi, mi raccomando. No, devo dire la verità, non ho mai sognato di vivere altrove, di andare come gita, ok, ma non per vivere. Penso di sì. Più che altro perché un po' come succede anche nel libro, appunto, tendo a idealizzare molto l'estero e quindi appunto l'Europa in primis. E di conseguenza penso che bello sarebbe vivere in quel paese, che bello in quell'altro. Forse perché non riesco ad apprezzare propriamente il fatto di essere italiano, cioè a volte faccio fatica in questo. Quando in realtà poi sono all'estero, però dico no, noi italiani siamo i migliori.
perché è normale. È un classicone, sì. è un classicone. Però sì, a casa alla fine si sta bene ed è quello poi, cioè, alla fine l'Italia comunque è la mia casa e lo è Certo. sempre stato perché non ho mai vissuto all'estero Certo, per il certo. momento. Ok. Un paese ci vuole se non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli. Sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa che anche quando non ci sei, resta ad aspettarti. Questo lo scriveva Cesare Pavese nella Luna i Falò. E lui, nel senso, ci teneva molto a questa cosa le origini di ognuno di noi sono importanti, cioè ci definiscono molto più di tante altre cose. Voi vi ritrovate in questo pensiero di Pavese? Prego. E in un certo senso sì, direi. Più che altro per una questione delle origini, ma non solo territoriali, quanto più anche educative o della propria storia personale, non solo per appunto dove si è nati. Ecco, solo questo. Sì, da un lato sì, che poi io sono sempre stata figlia unica, quindi sempre ben seguita, protetta e quindi perfetto. Ok. Avete mai riscontrato nella vostra esperienza un pregiudizio su chi decide di andarsene via dalla propria terra natale? Quasi c'è effettivamente in alcune persone questa cosa che chi se ne va sta sbagliando di per sé, quasi fosse una cosa brutta di per sé, una colpa. Voi l'avete mai percepita questa cosa? Cosa ne pensate? Beh, qualcuno che è andato via, che è andato all'estero, si sono trovati bene e contenti. E un'altra persona invece è rientrata perché si trovava male. Quindi Okay. un po' per sorte, Ma ecco. provo a riformulare. Io ho sentito molte volte le persone dire, per esempio spesso, la famosa fuga di cervelli. La gente che se ne va perché effettivamente non riesce a lavorare, semplicemente se ne vuole andare. Ci sono molte persone che la cui risposta è semplicemente è colpa vostra che non avete voglia di stare qua, non si aggiunge anche siete ingrati, ma questa cosa è molto... No, più che sia sono andavano via proprio per cercare un altro lavoro, o un lavoro meglio che non qua in Italia, diciamo, non per pensieri più terribili, ecco. Diciamo che penso, non lo so, la concezione generale della mia generazione, potrei sbilanciarmi a dire, è che insomma l'estero permette di avere molto di più indietro, cioè nel senso che si può contribuire molto di più e soprattutto ti viene riconosciuto molto di più rispetto all'Italia. Poi nell'effettivo non è detto che sia vero e anzi, secondo me è un po' il pregiudizio che c'è, soprattutto adesso dalle generazioni più indietro, è che alla fine la gente i giovani vanno all'estero solo per cercare qualcosa in più, che però potrebbero trovare benissimo in Italia. Dal mio punto di vista non è proprio così, perché ovviamente fare un'esperienza all'estero è diverso. Cioè, anche semplicemente fare il cameriere, non lo so, in Spagna non è la stessa cosa di farlo in Italia, semplicemente per imparare un'altra lingua. Quindi non è detto che, insomma, si debba fare le stesse cose in Italia o farle all'estero sia uguale o che comunque si possano fare anche in Italia. Non lo so. Va bene. Ora, nel libro la protagonista riferisce di come quando sbarca alle Faroe gli abitanti del posto con fierezza dicono qui non siamo in Europa. Pensando anche al fatto che come paese ci stiamo avvicinando da molto tempo all'Europa della bandiera che abbiamo lassù, ma anche alla bandiera degli autori che stiamo esplorando in questi incontri, vi ci ritrovate in questa frase? Non siamo in Europa?
contrario, siamo in Europa. Al contrario. Sì, penso che sia chiaro a tutti ormai che siamo in Europa, tranne alcuni elementi che magari sognerebbero che non ci fossimo, però quello non si può cambiare ormai. Vabbè. Ok. Ora, domanda che ho fatto a tutte le persone che si sono sedute al posto dei vostri. Nelle settimane precedenti, dite una cosa positiva del passato e una cosa positiva del presente. Del passato, molte cose non ero presente perché ero via, ma nel passato molte cose per me sono state buone e ripensandoci ora le trovo positive. Tipo, quali? Un po' tutto, a volte le scelte che ho fatto, i lavori che ho fatto, a volte le espressioni che ho avuto con certe persone, che a volte mi son sembrate brutte e poi ho detto: "Beh", ripensandoci dopo, con le cose sono più calme, ho detto: "Beh, tutto è andato bene, così". E una cosa di oggi che invece dici per fortuna che c'è, per fortuna che è arrivata questa Sì, cosa. oggi per fortuna sono qui ad No, ma anzi, ascoltarvi. qualcosa che adesso c'è, una volta non c'era, che diciamo per fortuna che c'è adesso. Adesso c'è il telefono, per esempio, che una volta non avevo. Quindi a grandi linee così di molte cose che ho sempre avuto, le ho tuttora e l'unica differenza per me in sto momento è la differenza del telefono personale che posso vedere molte cose, ecco così. È positivo, positivo. Sì, no, certamente una grande libertà di parlare, però non sempre ci si può proprio esprimere cioè esprimere direttamente, perché a volte qualcuno si potrebbe offendere o arrabbiare, ecco. Sì. In generale, sì. Io parlo della mia perché in generale più di me, più o meno. L'assegno. Sì. Esatto. Sì, rispetto a una volta quando ero bambina che il telefono era in alto, dovevo prendere la sedia per andare a rispondere al telefono, insomma, Esatto. una bella differenza. Prego. Allora, personalmente, alla fine sono io che parlo, direi che per quanto riguarda il passato la cosa più positiva è che ci ha insegnato tantissime cose, sia personalmente o comunque come anche umanità tutta, nell'affrontare crisi e altre problematiche. Per il presente sicuramente citerei la tecnologia più in generale, perché ovviamente anche se non sembra, anche se porta tanti lati negativi, ma come era prima, semplicemente anche poter comunicare con una persona che sta alle Isole Faroe e io sono in Danimarca, senza dover aspettare, non lo so, 2 settimane, se va bene, che la nave porti tutti i pacchi e sia smistato e bla bla bla, fare una telefonata e si può stare 2 settimane tutto il tempo al telefono volendo. Quindi, insomma, c'è una comodità molto grande che la tecnologia ci ha dato, con tutti poi gli effetti negativi che insomma c'è in tutto, esatto. Va bene. Io ringrazio tantissimo i nostri ospiti di oggi. Vi ricordo che c'è un altro incontro, mi raccomando, la prossima settimana, giovedì, l'ultimo incontro. E grazie mille a tutti di nuovo. Grazie a voi. Grazie.